You ass! Come here, ass! Fuck! Sei sicuro che questo è il posto? Certo che sono sicuro. L'ho segnato sulla mappa. Senti, aspettiamo i rinforzi. Ma che cazzo dici? Non possiamo aspettare rinforzi, rischiamo di perderli. Dai, andiamo. Ehi, guarda. Non è sangue quello. Vado a controllare. Aspettiamo i rinforzi. Ancora. Adesso io vado a controllare. Tu stai calmo e coprimi. Che cazzo è stato? Non lo so. L'hai sentito anche tu? Sì, l'ho sentito, io te l'avevo detto. È meglio aspettare i rinforzi, cazzo. Lui per noi l'avrebbe fatto, vero? Puoi scommetterci che l'avrebbe fatto. Sì. Ci sei, Pisano? Dammi solo un secondo. Dammi solo un secondo. Pisano, ci sei? Niente scherzi questa volta, ok? Andiamo. Sono armati! E ci sparano addosso! Stai calmo, Pisano! Ci penso io, ok? Coprimi! Vai! Fermo! Pezzo di merda! Fermi! Sulle mani! Cosa c'è nello zaino? Cari bastardi! Sulle mani! Cosa c'è nello zaino? Niente, non c'è niente! Buttalo a terra! Fa come ha detto il mio collega! Buttalo! Stronzo! Pezzo di merda! Fermi! Pezzo di merda! Spara! Spara, Pisano! Spara! 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 Ci sparano da da ogni parte! Chiama la centrale e segnala la nostra posizione. Centrale? Centrale, siamo nel luogo stabilito e abbiamo istituito il posto di blocco come richiesto. Passo e chiudo. Tu hai capito chi stiamo cercando? Pesce piccolo, niente di che. Ehi, non esistono i pesci piccoli. Esistono quelli che sparano e quelli che si fanno ammazzare. Tu? Da che parte vuoi stare? Arriva una macchina. Chiamiamo i rinforzi. Che cazzo dici? Siamo noi rinforzi. Costi qui? Ehi, Sì, dammi un secondo, dammi un secondo. Pisano, niente scherzi questa volta, ok? Andiamo. Buonasera. Sera. Documenti, prego. Mi scusi, ho fatto qualcosa che non va? Senta, se ha fatto qualcosa che non va, lo decidiamo noi. Lei intanto faccia quello che chiede il mio collega. Prego. Che cazzo è stato? Non lo so, non lo so! Scendi dalla macchina! Stronzo. Pezzo di merda. Senti, perquisiscilo, io ti copro. Non ti muovere! Mani sulla macchina! Ti avevo detto di non muoverti, stronzo! Pezzo di merda! Senti, ma a me è sembrato che venisse da dietro. Anche a me. Chiamiamo i rinforzi? Ancora. Controlla il bagagliaio. E tu non ti muovere, stronzo! Pezzo di merda. Che cazzo succede? Non si apre. Fai provare me. Ok. Fare scherzi, stronzo. Pezzo di merda. Cazzo, è vero, non si apre. Non si apre questo stronzo. Pezzo di merda. Chiamo rinforzi? Ancora. Ancora.
Lascia stare che ho un brutto presentimento. Ehi! Perché non si apre? Cosa c'è dentro? Dell'esplosivo? Eh? Senti, è un rischio che dobbiamo correre, ok? Stai calmo. Ah! Pezzo di merda! Stronzo! Pezzo di merda! Stronzo! Pezzo di merda! Centrale, siamo nel palazzo che ci è stato segnalato. Ci dirigiamo verso l'appartamento di Carlos Lopez, il pregiudicato colombiano. Vi ricontattiamo noi ad arresto avvenuto. Passo e chiudo. Cazzo, questo quartiere mi mette i brividi. Ehi, per la gente di quartieri come questo che faccio il poliziotto, quando qui piove merda, che cazzo credi che chiamino? I rinforzi. Cazzo, non ci sono i rinforzi. Siamo solo io e te, Pisano. Noi contro di loro, il bene contro il male. Sì. Beh, andiamo. Buongiorno, signora. Buongiorno. Abita qui Carlos Lopez de la Peña? No, non abita qui. Credo che abiti al piano di sopra. Grazie, signora. Prego. E si chiude dentro. Qua fuori tra poco potrebbe essere pericoloso. Grazie. Ehi, Pisano, tutto ok? Sì, dammi un minuto. Solo un minuto. Ehi, niente scherzi questa volta. Qui fuori tra poco sta per scoppiare l'inferno. Chiamo i rinforzi. Ancora? Dai, andiamo. Che cazzo è stato? L'hai sentito anche tu? Sì, l'ho sentito. Veniva da sotto. La vecchia. Stronza. Pezza di merda. Dobbiamo dare un'occhiata al suo appartamento, signora. E perché? Zitta! Oddio. Ok, è pulito. Che cazzo c'è in quella stanza? C'è mio marito. Volete che me lo chiami? Non ci provare, stronza. Pezza di merda. Pisano, vai a controllare. Chiamo rinforzi. Ancora. Ancora! Lascia perdere, controllo io. Ok. Aspetta. Guarda prima dal buco della serratura. Ok. Ok. È armato! Cazzo, ho finito le munizioni! Carlos! Vieni fuori! Ormai è finita! Ma non si chiama Carlos. Zitta, stronza! Pezzo di merda! Ok? Vuoi fare l'eroe? E adesso morirai, stronzo! Pezzo di merda! Eccolo. Mani in alto! Fermo, mani sulla testa! Che cazzo c'è negli occhiali? Mettili sul comodino! Pezzo di merda. Stai calmo, guardami. È finita. Sei arrivata al capolino, Carlos. Da fuori è morta troppa gente per colpa tua, ma adesso basta. Mettiti a terra, mani dietro la schiena. Piano. Ok, coprimi mentre ho la manetta. Che cazzo? È ancora armato! Ma dove cazzo spara questo stronzo? Pezzo di merda!
Abbiamo ricevuto una soffiata e il nostro uomo potrebbe nascondersi in mezzo agli ultras. No, sappiamo solo che ha un tatuaggio a forma di dodoendro dietro al collo. Un attimo che chiedo. Abbiamo bisogno di rinforzi? No, facciamo da soli, grazie, passo e chiudo. Cazzo è? La mia ex moglie. Cazzo Pisano. Tieni la tua ex moglie fuori da questo lavoro. Se non reggi lo stress, parla con il questore e ti fai rimandare all'ufficio passaporti dietro quella fottuta scrivania. Niente scherzi. Andiamo. Facci 2 birre. Che cazzo è stato? Hai sentito? Sì, ho sentito. Ci stanno guardando. Chiamo rinforzi. Ancora? Ehi, il berrettino? Non mi piace. Non mi piace per niente. Ho la faccia da stronzo. Da pezzo di merda. Ok? Stiamo calmi. Sì, ma continuano a guardarci. Questi stronzi. Pezzi di merda. Dove è andato Berrettino? Non lo so. Ma con quella faccia da stronzo non può essere andato lontano. Vieni, avviciniamoci. Tutto ok, Pisano? Sì, dammi un minuto. Solo un minuto. Pisano, che cazzo ti ho insegnato? Mano sulla pistola e pisello nei pantaloni. Dai, ok, andiamo. Adesso basta! Fermi tutti, polizia! Mani sulla testa! Ho detto mani sulla testa, stronzo! Che cosa? Zitto, stronzo! Cazzo di merda! Fateci vedere il collo! Il collo, cazzo! Vai, tutti quanti, fai vedere. Niente? Anche tu. Niente, sono puliti, cazzo! Cazzo. Dov'è andato Berrettino? Il tuo amico, cosa sei, sordo? Ma io penso che sia andato in bar. Tu non pensi un cazzo! È armato. È armato. E ora? Troiano, vai dentro. Li tengo a bada io questi stronzi. Sì, merda. Cazzo. Pisano. Sì. Se non dovessi uscire vivo, di a mia moglie che l'ho sempre amata. Ehi, tutto bene lì dentro? Chiamo rinforzi? Ancora, ancora! Ha voluto fare lo stronzo. Pezzo di merda. Pezzo di merda.